Buongiorno, buonasera a tutti. E al momento siamo per un attimo senza microfono perché le pile ci hanno abbandonato. Chiedo scusa a quanti avevano interpretato che oggi ci fosse Paris Hilton insieme a Madonna, ma in realtà abbiamo solo Beppe Pichetto, forse qualcuno si è confuso, e comunque possiamo ringraziare vivamente la neve perché sappiamo che senza neve avremmo avuto un afflusso ancora più consistente. D'altronde ormai tutte le conferenze del Centro Studi Piemontesi sono piuttosto affollate, confidiamo un giorno o l'altro di trovare qualche spazio un pochino più ampio senza rinunciare al centro, e via dicendo. Ci stiamo guardando attorno perché in effetti sta diventando abbastanza indispensabile. Oggi si parla di eccellenze piemontesi, in qualche modo il Centro Studi Piemontesi ha già gettato lo sguardo sul Bocuse d'Or, premio internazionale di cucina di cui si celebrerà, tra virgolette, si svolgerà la finale europea a Torino in giugno. Ci sarà tutta una serie di manifestazioni organizzate dalla Regione, Circolo dei Lettori e via dicendo, a cui il Centro Studi Piemontesi partecipa. In qualche misura stiamo anticipando un po' il programma del Bocuse d'Or. Altre manifestazioni saranno in collaborazione con la Fondazione Einaudi, altri istituti, Centro Studi e Fondazione Einaudi, altri istituti, in cui parleremo delle tante eccellenze che abbiamo, in qualche caso che abbiamo avuto. Abbiamo dei rappresentanti fisici oggi di queste eccellenze: Luigi Rossi di Montelera, Guido Monero, che è il proprietario della Leone, che credo non sia distribuita ormai soltanto nel Burundi, ma forse anche nel Burundi. No, non vorrei lanciare il cuore troppo in là oltre l'ostacolo. Non perderei tempo. Il Piemonte era ed è ancora un polo di straordinarie eccellenze culinarie. I nostri vermouth, che purtroppo non credo che abbiamo la fotografia, ma abbiamo anche dei magnifici tentativi di imitazione che chi è appassionato di vecchi manifesti sicuramente ha ben presente, tipo manifesti francesi dove c'erano dei vermouth che si chiamavano Turinese o roba del genere, ma in realtà era roba francese, dove si vedono anche dei bersaglieri per dare meglio l'idea che fosse una cosa italico-piemontese, ma in realtà erano copiature dei nostri prodotti. Vermouth eccellenti dovuti a cosa? Dovuti alla disponibilità di erbe ottime, di frutta ottima, di prodotti ottimi, e dovuto al fatto che in passato avevamo un'area probabilmente un po' migliore rispetto a quella che abbiamo oggi. Beppe Pichetto ci parlerà da par suo, anche direttamente coinvolto, come racconterà in questa vicenda, di vermouth, di aromi, di prodotti piemontesi del passato che sono stati delle eccellenze mondiali. Pensate che da Torino, prima con Cinzano e poi con tutti gli altri marchi più noti e meno noti, partirono probabilmente miliardi, non milioni, di casse di vermouth alla volta di tutto il mondo. Il Martini sicuramente è stato l'aperitivo in assoluto più diffuso a livello mondiale. Prego Beppe, a te la parola. E purtroppo devi urlare un po' fino a che... Non ho salutato perché si parlerà di lui un pochettino più avanti, ci saranno due battute. Sua Altezza Reale il Principe Sergio di Jugoslavia, perché anticipo che si tratta di un produttore attuale di vermouth, ma ne diremo qualcosa dopo. Per cui... Certamente. E poi saluto il presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia, che è con noi ormai abitualmente, e lo teniamo sempre un po' stretto affinché si renda conto che dobbiamo essere più aiutati a trovare degli spazi. Avremo un'altra conferenza sul torneo, quindi il Museo Malletto. A te la parola. A te la parola, allora, adesso arriverà. ringrazio tutti voi che siete presenti. Ho da fare 3 premesse. La prima, scusate la voce, ho la tonsillite e la laringite. Oltre a essere vecchio, malato non sta. Ma comunque spero che mi diano il microfono, se no dovete ascoltare, bofonchiare delle cose. Qui ho tantissimi appunti, ma cominciamo scioltamente. Allora, 3 premesse. Una, scusate la voce. Seconda, io avevo 2 nonni, tutti hanno 2 nonni. Ma i miei 2 nonni, mia sorella, erano eccezionali. Uno l'avvocato Pietro Ross, grande avvocato di Edoardo Agnelli, di Valletta, della Fiat, della Rubianca, di un mucchio di cose, che
Giovanni Agnelli una volta chiacchierando mi dice: ma suo nonno però, ma è quello che ha detto io nel pollaio dell'ufficio legale Fiat? Non è detto, non sarà vero. Dico, è vero, l'ha detto anche a me, io quel pollaio non voglio entrarci. Pollaio nel senso buono, solo che lui continuava a fare l'avvocato per... Comunque un grand'uomo dal quale io ho imparato moltissime cose. L'altro, Giuseppe Pichetto come me, industriale, quindi a Giovanni piaceva di più. Ma ha detto, invece l'altro no, non mica male. Cavaliere del lavoro nel 1908, insieme a Giovanni Agnelli, sempre nonno, e a Oreste Catella a Cuneo, e la Catella Marmi che non lavorava molto a Cuneo, e l'Unione Industriale di Cuneo ha fatto fare Oreste Catella Cavaliere del Lavoro. Allora, con due nonni così, io la brutta figura non potevo. È stato un grave dubbio. Però DNA forse me l'ha dato di più mia madre e quindi io mi sentivo avvocato. Ho fatto giurisprudenza, andavo in vari studi per andare in tribunale, ho studio per parenti di Paolo Emilio, con mio nonno, insomma. Finché un giovedì mio padre mi dice: senti, io ricordo giovedì, tu lunedì devi venire in fabbrica. La chiamava fabbrica da Fratelli Marassi, nella nostra azienda di casa. E dico, posso andare in tribunale a mezzogiorno? No, 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 parlo di tutta la vita. Ma mi dai un po' di tempo, ti do un'ora. Una volta ci educavano così, e noi obbedivamo. Dico, ma un'ora mi fa poco, facciamo lunedì. Vabbè, se lunedì non ti vedo, vedi che roba. Lunedì sono andato a prenderlo, anzi vivevo in casa, però l'ho preso dalla colazione che avevo fatto e siamo andati in fabbrica. Ci sono rimasto 52 anni di pieno lavoro. Allora mi ha detto, tu allora resti? Io ho fatto così. Senti, uno che conosce solo avvocati, tribunale, procuratore, periti, eccetera, di colpo, diventare industriale chimico, bah, non è proprio in 2 giorni. Allora subbediva, io sono andato in fabbrica e ci sono rimasto. Credevo di andare in una cosa, un'azienda. Invece mi si è aperto il mondo, una cosa formidabile. Clienti, ce n'è uno, lui, non cliente, ma un rappresentante di coloro che producevano Vermouth. Allora, un bel mondo quello dei liquori. Rossi di Montelea, Marone Cenzano, il Barone Zvacco e così via. E anche non nobili ma importanti personaggi. Perché, ecco, si sta scaldando. Allora, bel mondo perché le erbe, la botanica mi piaceva moltissimo, il lavoro non sapevo ancora, l'industria mi azzardava, giusto? Le erbe, il Piemonte, eccetera. Adesso ve lo racconto un po' meglio, ma la premessa è che io con 2 nonni, 2 professioni, 2 propensioni, dovevo scegliere, ma ricordavo la favola toscana dell'asino di Bordano, che al quale offerta da un buon padrone, paglia e biada, guardava l'una, guardava l'altra e non mangiava mai, è morto di fame. Io l'asino di Bordano non lo faccio. Poi abbiamo visto un film, dove non ricordo più quale attore, bravo, in taxi si guasta il taxi, invece di andare in quello ufficio va in questo. E intraprende tutta una vita diversa, ma una vita diversa. Il regista poi ci fa vedere se il taxi fosse andato avanti nell'ufficio giusto, qual era la sua vita, completamente diversa. Io ho detto no, quando mi dicono vuole il caffè o la grappa, dico caffè, grappa e pennè. Cioè tutto, il tutto vuol dire lavorare come una bestia in senso buono. Allora io entro nella Fratelli Marassi, questa è la terza premessa. Parlo stasera di Fratelli Marassi che ha fatto il centenario nel 1988, prendeteli poi.
2 anni dopo ci siamo fusi con la Quici. Qui c'è un discendente Quici. E là, No, qua, là, cioè, discendente di famiglia Alfredo. Là c'è un dipendente Marassi, fratelli, Marassi Quici. Allora, io non parlo della Marassi Quici, quindi non tocco legalmente niente a nessuno, parlo di esperienze mie, non faccio propaganda a nessuna azienda e non ho pendenze legali, posso dire tutto quello che voglio. Nella Marassi, fratelli Marassi, ci sono ancora socio di minoranza, ma non c'entra, parlo della fratelli Marassi. Abbiamo qui Novella Sazza che è stata azionista anche nella nuova compagine, poi sono andati, usciti, abbiamo fatto molti cambiamenti. La Marassi aveva molti soci ebrei, a società anonima, cioè SPA si dice adesso, da sempre, dalla fondazione, e aveva un'infinità di sottoscrittori per piccole quote di ebrei che ci hanno giovato come clienti, come diffusori delle vendite, come Prestigio, Famiglia Rosazza, Treves, altre, che hanno continuato col socio di mio padre a fare lo Lattes e sempre ci hanno appoggiati, finanziati quando ce n'era bisogno, insomma una bella compagnia. Per cui io adesso, il 14, presenterò un libro, Gli ebrei di Nizza, 1860, regaliamo Nizza e Savoia alla Francia e gli ebrei, 1000 persone, la nazione ebraica, come la chiamano loro, di Nizza, 1000 persone, 500 restano là e 500 vengono a Torino, che era la capitale, quindi chi era nei ministeri o aveva più interessi con Savoia, viene a Torino. 2 storie diverse, il Côté Français l'ha fatto la Tombaccini, una brava scrittrice come Accademia Nizzarda, e la seconda metà l'abbiamo fatta al centro studi, trovate i volantini di propaganda per il 14, quindi Villafranca c'entra anche perché i 500 ebrei rimasti a Nizza sono rimasti nel porto di Villafranca dove avevano magazzini e galeoni, navi, veliere a vapore e vele, e commerciavano con l'estremo oriente, nel Mediterraneo. Questo per dire che noi parleremo di erbe piemontesi, ma in Savoia, dall'Egitto, il ficanaso, parentele dappertutto, non mancavano di nulla qui. Qui c'erano mummie, mammut fossili, che il Piffetti ha usato al posto dell'avorio, a volte. Non dico frodando di Savoia, ma aumentando la quantità di zanne, quelle fossili, che trovi al Carbonero 14. Finita la digressione, fatti le premesse, finalmente parliamo di Vermouth. Vermouth è Erbe Piemonte. Gustavo ha già detto eccellenza piemontese, eccellenza veramente, perché di Vermouth dove se ne poteva fare? In Toscana, dove i medici, coltivatori di frutte, golosi, vedete i quadri del Bimbi, 500 varietà di ciliegie, 300 di pesche, 400 di pere e mele, una cosa folle, tutte le varietà le raccoglievano. E quindi il luogo simile al basso del Piemonte, simile alle Langhe, quindi la Toscana è stata bollita, tutte erbe selvatiche, la Toscana era deputata a fare del Veneto e ha provato a farlo, ma poi anche i francesi confinano qua, la Provenza cosa di diverso dalla Liguria, forse sì, forse no, la Savoia cosa di diverso dal Piemonte, forse sì, forse no, niente, il verbo francese ve lo descriverò dopo, il Neuilly Prat, è una roba dove non ci sono erbe, c'è camomilla, cannella, coriandoli, spezie qualunque, non erbe autoctone nel locale. Allora, cos'è che fa grande il vermouth piemontese? Intanto l'industriosità dei piemontesi,
E poi una tradizione che risale ai romani, che facevano dei vini corretti, perché nell'antichità i vini che si facevano al caldo, botti marce, non frigoriferi, non apparecchiatura, col bastone nel tino. Allora, i romani facevano dei vini corretti, con miele, con altre cose. La Grecia, un mucchio di vino che andava male. Allora, resina di pino, avrete bevuto in Grecia la recina o vino resinato, non vi sarà piaciuto, ma se ne beve ancora la metà almeno. Anche in Piemonte si dice, ma non lo sappiamo, si correggevano i vini, perché potevano fermentare. Luigi Rossi dice che li fermentavano. Luigi Rossi, il 24 ottobre al Circolo Subalpino, del quale sono socio, ha fatto una conferenza adotta, molto, molto meno, la mia, no, sono tutte cose vere, ma un po' non romanzate, ma esposte in modo diverso. Mi rendo conto di aver fatto una conferenza pulita, stringata, dice cos'è il vermo, e i miei complimenti. Allora, cos'ha il Piemonte? Il Piemonte è un'acqua purissima, guardate l'acqua in tutti i prodotti un'acqua meravigliosa, perfino radioattiva all'Urisia. La radioattività una volta faceva piacere, adesso secondo a chi. Però c'è di tutto, ma sempre acque meravigliose. Poi ha una pianura orticola bellissima, qualche erba coltivata. Pensiamo al distretto Pessione, Rombiasco, Pancalieri, Riva di Chieri, è tutta una zona dove si producono vermouth o si coltivano le erbe, si conservano quelle vermouth. Allora, acqua buona, alcol, un mucchio di vini, sapevano distillare in Piemonte benissimo, quindi c'è alcol di vino magnifico, o grappa ma dalle vinacce, non dal vino, e quindi acqua e alcol è una base che conserva le cose. Erbe meravigliose, ma non erbe, perché la Francia no e la Toscana no, perché noi abbiamo erbe da 200 metri di altitudine a 3.000, genere più massimo 3.000 metri, in Valmaia o Valaita, non mi ricordo mai, quindi dice sempre Valle Scura. Quindi questa varietà vuol dire la gamma delle erbe fantastiche, selvatiche, meravigliose. Quindi siamo già al terzo paese. La sapiente miscela poi, zucchero è già un problema, ma allora cosa pensate i piemontesi? C'è un moscato meraviglioso, Canelli, tanto moscato, vino dolce, buono, profumato. Allora mettete insieme moscato, alcol sano, acqua pulitissima, erbe meravigliose, inimitabile, solo il Piemonte può fare un vermouth così. E qui è risolta già la faccenda, ho già risposto al cos'è il vermouth. E vermouth così semplice, splendido, dice sempre Luigi Rossi nella sua conferenza, anche se lo sapevo, intorno ai 17 gradi, 8% di zucchero, c'è una legge, un canone di legge per chiamarlo vermouth deve essere quello. Cosa succede? Se ne beve un finimondo in casa, tutti mettevano un po' di assenza nella bottiglia del vino, aggiungendo un po' d'acqua, ma quando scoppia la bomba dei soldi, un mucchio di richieste da tutto il mondo, e allora nascono Carfano, che prima aveva un altro, ecco qui, Sergio, io, tua moglie è arrivata? No. Villa della Regina, parlavamo di altro. Quali vermouth? Varianti che non finivano più. Vermouth vanigliato con vaniglia vera, bacche, non vaniglina, che è una porcheria. Non è una porcheria, è una roba sintetica. Ma la vaniglia vera, quindi il vermouth vanigliato, costosissimo ma meraviglioso.
vermouth chinato, per chi faceva i raffreddori come io faccio adesso, quindi un bel po' di china calissaia su roba. Poi vini a quel che volete, vino vermouth bianco, allora poche sostanze scure o zuccheri bruciati o cose così, un vermouth bianco, legno quassio con un amaro pulito, coriandoli, un po' di camomilla a imitare quello di Prat, insomma ogni casa poi ha la sua formula segreta, quindi. E poi quando parliamo di liquori vi devo dire che metà dei liquori che ci sono nel mondo hanno base vermouth. L'amaro lucano giù a Pisticci, Basilicata, è mezzo nord vermouth, base vermouth, ruta, cose così, e metà sud. Il sud cosa vuol dire? A sud, se un liquore non sa di angelica, arcangelica, semi e radici, non lo bevono. Lo strega è tutto angelica e zafferano. L'amaro lucano anche, non lo svelo segreti, perché poi è difficile farlo, le formule sono diverse. E quindi dal Lazio in giù tutti i liquori del sud sono al nord, il nostro vermouth, un americano, cose così, e qualcosa di angelica. Ho quasi finito il vermouth, negli appunti ho ancora finendo, ma non sto neanche a prendere. Intanto controllo l'ora perché vorrei privilegiare voi con le domande invece di... Il vermouth aveva un difetto, non lo sapevano. Quella absintina, intanto vermouth in tedesco vuol dire amaro, anche le pene proprio da far piangere sono dei vermouth Hoffen, non so, c'era una signora tedesca di là, ma è inutile interpellarla. Allora, amaro, alcuni vermouth erano troppo amari, finché per alcuni che non lo volevano poco amaro, ma molto amaro, nasce la fabbricazione della tintura Assenzio. Questa è la bottiglia rarissima di Mantovani e di Venezia. Guardate che bottiglia antica col beccuccio per non pensare. Tintura Assenzio Mantovani. Tintura Assenzio Marassi, anche Marassi faceva la sua, non sapeva neanche che c'era Mantovani nel vero automuraico, quindi bottiglie simili. E questo è il bottiglino di tintura Assenzio del privato che andava da Capano e ne metteva un po', poi si metteva al capo e se lo metteva nel tasca. Allora ha fatto un punto e messo che ha addizionato di tintura Assenzio. Ma qui nasce il problema che raccontavo. Questa absintina, questo gusto nell'Assenzio, e gli assenzi sono vari, pontico, romano, gentile, valesiaco, tutte artemisie. Il romano, il pontico dovrebbe essere dei Monti Tatra, quindi abbastanza lontano da qua. Però lo usava il barone Zoacco, è l'unico. Allora, tutti questi assenzi, come tutte le artemisie, GNP compreso, artemisia spiccata, GNP, hanno del tuione. Il tuione è quello che ha fatto diventare cieco Toulouse-Lautrec, che però beveva una bottiglia tutti i giorni e allora già gli mancava una gamba o due, se beveva ancora un litro di vermouth di Assenzio. Allora nel 1913 la Francia vieta l'absinthe, la vietiamo, che noi tutti vietano l'absinthe, ma i piemontesi, accortisi subito, ai primi del 1780, di questo mal di testa che veniva a bere troppo, detuionizzavano, ovvero sia, o sgranavano l'assenso portico e usavano solo i fiori, non lo stelo,
o lo mettevano in deposito a esalare un po' di tuione, oppure lo scaldavano sull'alambico prima di distillare un po' caldo. Insomma, il vermouth si è tolto la grana del tuione. Qui c'è un collega presidente che lavorava al laboratorio chimico della Camera di Commercio. Quante ricerche di tuione mi ha fatto? Vero? E anche il problema tuione nel vermouth è stato risolto. Per l'assenzio mi pare che al giorno d'oggi sia anche più o meno risolto, perché se ne beve meno, si tuionizza, non è un grande problema, bisognava saperlo, e il vermouth ha proseguito trionfalmente senza avere problemi di assenza. Tempo passa, io ci terrei a fare molte domande o ricevere domande magari. Liquori, ho già citato a caso. Vena, qui deve essere passato il liquore Galliano, che è stato commissionato alla Fratelli Maraschi quando il maggiore Galliano, cuneese, alla seconda battaglia di Adua, cioè quella di Macalè, è morto con 1000 soldati piemontesi, quasi tutti cunesi. A Macalè, infatti l'etichetta forse è già passata, poi passerà ancora, hanno voluto fare un liquore intitolato il liquore Galliano, che è nato un po' spontaneamente dalla chartreuse che aveva nella sua borraccia, Galliano stesso. E la Maraschi, obbediente, la Fratelli Maraschi, lo ha fatto e l'ho venduto prima a prima a Vaccari di Livorno, che lo produceva, poi a Onia di Milano, poi alle Distillerie Unite Liquori, McKesson e Robin di New York, e poi finito adesso a Cointreau. Insomma, ha viaggiato tanto, sempre creazione Maraschi. Il Galliano, ecco, la signora Dittkamp, dicevamo che vermouth in tedesco vuol dire amaro. Si dice anche vermouth. Quando dici dei patimenti amari, delle sofferenze amare, Amaro? Stolberg, anche lui tedesco che non c'è oggi, il nostro socio, mi ha detto, ma vermouth sono vermouth trofen, non so cosa, sono i patimenti, non una bevanda. Dico, mi confermi che la voce vermouth vuol dire amaro? Io lo conosco, vermouth veramente anche come bibita. Sì, 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 ma è confermi? anche una pianta, no? Sì, la senso, sì, sì. Insomma, fa parte della conoscenza comune. Allora, questo Galliano aveva una base GNP di nuovo tuione, e in un momento nel quale invece di 1 milione di bottiglie ha cominciato a farne 6 milioni di bottiglie per una campagna pubblicitaria per Bolbenga, non so cosa. Non c'era più GNP in Piemonte che fosse sufficiente a questa produzione. Se Dio vuole poi la cosa è diminuita e GNP è bastato. Il GNP, per esempio, quello maschio spiccato con la spiga, va bene a 2200 metri, cosa che in Toscana non hanno e in Francia neanche. Campari, splendido liquore. Sembra che un Campari sia stato a Torino 3 anni, poi è andato a Milano, come succede sovente, per commercializzare di più la cosa. Correvano tanti soldi con i liquori vermi. Ma Campari aveva un pregio meraviglioso. Il colore rosso, l'avete presente? Il colore rosso è cocciniglia, cioè coccinelle. La cocciniglia, andiamo al pittore.
quando Leonardo ha fatto l'ultima cena, il giallo era zafferano, il rosso era cocciniglia, il blu erano pietre afghane pestate, lapislazzuli. Insomma, poteva essere mangiato e bevuto anche. Comunque è un colore meraviglioso. L'Europa si è seccata. Basta, delle bestioline a colorare il verme. Ma le bestioline sono maschi e femmine che vivono sui cactus. Prima in Arabia Saudita, quindi è un colore che ha 2000 anni. Si spazzola il cactus in un raccoglitore e si fa un colore, si pestano le coccinelle, si lava con alcol e ammoniaca, si concentra l'acqua colorata e si fanno delle tavolette di cocciniglia preparata. Insomma, l'Europa sgonfia, gonfia, gonfia, finché Campari smette di colorare con cocciniglia. Per me ha perso qualcosa di gusto. Io ne ho 2 o 3 bottiglie vecchie che utilizzo privatamente per me. Ma questa mania che colpisce l'essere umano contro le coccinelle, e se mangi le lumache, le coccinelle fanno schifo, specialmente il genere femminile. Le donne sono più sensibili, più intelligenti di noi, più pratiche, però con le coccinelle io non lo bevo. Un'altra cosa, non solo delle donne, al giorno d'oggi molti giovani così non sono, chi lo sa, non stiamo a descriverli. Comunque non sono più quelli di una volta. Il consumo delle lumache, guardo Quaglia parlando di Cherasco, del quale Quaglia, Giovanni Quaglia è cittadino onorario, e di Borgo San Dalmazzo. Lumache, luoghi di produzione di elicicultura. Allora, consumo di lumache calava. Mia moglie le guarda di sul piatto, mia sorella mi ricorda, non le può vedere. Ha deciso che dal 1° gennaio di quest'anno si chiamano chiocciole. Allora, specialmente i giovani, avete le chiocciole, non le lumache, abbiamo le chiocciole. Stanno andando più 45% perché si chiamano chiocciole. Sono le bavose lumache di prima. Allora diciamo che noi se seguiamo il mondo non andiamo tanto bene, basta illuderli. Allora abbiamo tolto le coccinelle, abbiamo tolto le lumache, ma vediamo le chiocciole e così via. È pieno di ipocrisie, di falsità ridicole. Ne avevo tante altre, sono segnate qui, non te le tiri fuori, poi mi tocca parlare male dei consumatori. Allora, tra i vermouth, questo revival del vermouth è una cosa bellissima. Anche oggi è un giorno inconsueto, non nevicava più, si diceva che il caldo avrebbe diffuso malattie delle piante, come il puterulo rosso nelle palme, il male della castagna, ma questa gelata, questa neve li ammazza tutti e bene gli sta. Quindi oggi è una giornata normale, così come vengono giornate normali, sono solo cicli, così anche il vermouth è ritornato. Basta avere vini non solo. Non posso parlare male dello spezio, non so cosa c'entri, il cucchiaio che lo fa, ma lo spezio è una cosa, il vermouth è una cosa fantastica, fa bene, fa digerire, ammazza tutto, ammazza i vermi più nessuno vermi. E quindi ben venga il ritorno del vermouth, dimenticato per vinacci. E di nuovo un giro che non finisce più.
C'è Gustavo Mola in qualche posto. Vieni bene il microfono, sì. Allora, Pelliti, del quale vi parlerà Gustavo, è Sergio di Jugoslavia. Tu ti chiami Kage oggi, vi dirò il cognome. Ma è Sergio di Jugoslavia e poi tirato uno. Intelligentemente, con spirito piemontese che viene da sua madre Maria Pia, che è una donna eccezionale, simpaticissima, anche lui si è messo per amore della storia nel Vermouth. Allora, di Pelliti e di Vermouth Reale che è passato qua, ne abbiamo una bottiglia di là. Se parli tu, ne parli io con maggiore... No, ne parlo volentieri, parlo prima di Pelliti e poi chiederei a Sergio di Jugoslavia se ne ha voglia di dire una parola a lui. Bene. Ma di Pelliti è un'esperienza molto curiosa, molto interessante piemontese. Un Pelliti parte da Carignano, era un pasticcere, discendeva da una famiglia di maestri di Mastrico Macini che aveva partecipato alla costruzione delle principali chiese di Carignano e di alcuni palazzi patrizi carignanesi. Parte per l'India dove apre una pasticceria che diventa presto molto celebre, diventa fornitore della Real Casa inglese, fonda dove aveva la propria sede una località che tuttora esiste che si chiama Carignano, che non è diventata una città vera e propria ma è tuttora una borgata, un borgo, e tra le tante cose che fa produce anche un vermouth eccellente che un Pelliti ancora fino a pochi anni fa, prima di mancare, ha continuato a produrre. Se lo faceva produrre credo a Trofarello, non so se nello stabilimento di Martino Balbo, che è durato abbastanza a lungo, era piuttosto vecchio, è durato ancora almeno gli anni 90 del secolo scorso, ed è stata un'esperienza straordinaria, anche perché uno dei Pelliti in India ha fatto spettacolari fotografie che sono diventate oggetto di mostre importanti a Roma e anche internazionali. Quanto al vermouth, di cui abbiamo nuove esperienze anche localmente, passerei il microfono a Sua Altezza Reale Sergio di Jugoslavia che ci racconta quello che sta facendo. Casualmente la Maraschi arriva di Chieri, la sede dell'azienda di Sergio di Jugoslavia è a Chieri. Chieri è un centro in qualche modo nodale col suo hinterland per quanto riguarda la produzione dei vermouth, e ti passo la parola. Grazie. Grazie Giuseppe per la tua magnifica conferenza che ci ha ricordato una cosa principale, è la nostra storia. La nostra storia attraverso, hai fatto ci ha fatto viaggiare nel Piemonte in un modo che piace molto, ed è per questo che un paio di mesi fa ho incontrato una signora con chi lavoravo, Paola, che è qui dietro, e mi è venuto a dire: Sergio, senti, avrei voglia di fare un amaro. E subito gli ho detto: senti, perché non fammi vedere quello che hai in mente e ti dico. Abbiamo provato, non amaro, il vermouth, però. Sono arrivato 4 giorni fa da Tokyo, sono un po' fuso, e spero che questo prodotto e questi prodotti possano andare in questo paese meraviglioso. La storia è questa: dunque abbiamo fatto delle prove, magari c'era un po' troppo zucchero, allora abbiamo abbassato il zucchero, magari c'era un gusto che era magari non abbastanza amaro, e allora abbiamo alla fine, dopo un paio di prove, fatto questo prodotto, che c'è una bottiglia qui, invito tutti a provarla sperando che ce ne magari altre da qualche parte dietro. C'è qualche altra marca purtroppo. Chi vuol bere dopo di là abbiamo dei bicchierini, potete provare. Anche il Vermouth Maraschi 1906, non so come possa essere, la bottiglia è bellissima, scusami. No, prego. E dunque questa è una piccola esperienza fatta evidentemente da persone che fanno queste meraviglie. Sono artigiani e rimarranno artigiani, dunque non è sicuramente un prodotto che va messo in una produzione importante, rimarrà una cosa piccola di altissima qualità, come molte cose in Piemonte.
Grazie. Grazie Serge. Abbiamo bisogno di nuove intraprese in Piemonte. Qualcuno tempo fa era contento che la Fiat andasse a pagare le tasse in Olanda e a produrre in America, e adesso sta chiudendo quello che resta degli stabilimenti italiani poco per volta. Credo che abbiamo bisogno di tante esperienze, anche piccole, che possano in qualche modo controbilanciare l'arretramento del nostro territorio. Prima di ridare la parola a Beppe Pichetto, volevo chiedere, non è un agguato, a Luigi Rossi di Monteliera se vuole dire due parole, perché Rossi è qualche cosa che col vermouth si confonde. Se vuoi dire due parole ti passo il microfono. È un agguato questo, è proprio in puro stile. Ma io posso dire una cosa, che perché Beppe ha parlato di vermouth, ha parlato di aziende antiche piemontesi, della sua esperienza. Io vorrei, dato che mi hai fatto questo agguato, dire invece come ho conosciuto Beppe qualche anno fa. Avevamo un certo entusiasmo, lo dicevo prima con Novella Salza, perché suo marito è stato fondatore di questo mondo nel quale noi siamo un po' cresciuti, che è stato il mondo dei giovani imprenditori. Era un momento in cui c'era la ricostruzione nel nostro paese, si guardava in avanti, si guardava con ottimismo a una crescita di tante cose nel nostro paese. Era un momento di grandi tensioni, di grandi battaglie sociali, ma tutte proiettate nella crescita. E è lì che ci siamo incontrati. Credo che Beppe è stato subito il mio predecessore come presidente dei giovani imprenditori, il mio immediato predecessore, e di lì è partita la nostra amicizia, certo suggellata anche da un certo qual gusto che abbiamo di berli questi prodotti, perché è bene parlarne, ma è molto meglio assaggiarli. E allora, accomunati da questa comune passione, abbiamo fatto parlare. Grazie Luigi, hai fatto bene a ricordare questo, per sfuggire dall'agguato e parlare di una cosa che va ricordata. Io sto finendo, aspetterò poi le vostre eventuali domande. Voglio solo dire che quando sono entrato nella Marassi con un attacco di mio padre, che oggi non si fa più, ma violento, ricattatorio, gli voglio tanto bene, ma insomma da giovedì fare di un avvocaticchio in erba un industriale chimico, e allora io ho detto no, farò come l'asino del Buredano, cioè farò l'avvocato e farò l'avvocato, per modo di dire, ho fatto l'avvocato degli industriali, camera arbitrale, sciolto delle contese, gratis, con l'appoggio degli avvocati, eccetera. Però, insomma, ho fatto due mestieri. Ma entrando alla Marassi, mio padre mi ha detto, se vuoi camice bianco, farai il ricercatore, vieni in laboratorio con me e ti insegno. O se no, dico io, faccio quello che vorrei fare, sono venuto, voglio fare l'operaio, perché lavoro molto di più, imparo in 2 anni tutto e non me la contano là dall'ufficio che cos'è l'assenso romano, il ponte, eccetera. Allora, camice nero, non bianco, 30.000 lire al mese, mentre mia moglie che non è arrivata, qua. E non vuole farsi avanti, ma è qua. Che ha 22 anni, cioè l'età Metti il nella... microfono per bene. A 22 anni, quando io ho cambiato mestiere, era lavorato in fisica e ha montato il laboratorio elettronico del gruppo finanziario Tessel. Lei, con 2 ingegneri imprestati lì per fare i calcoli. E quindi, e io guadagno 30 al mese, lei 300 al mese. Si comprava una Dauphine, poi c'entrava un travo, un muro, un incidente, slittava sul ghiaccio, ne comprava un'altra il mese dopo. E per noi giovani eravamo
allibiti, voglio dirlo perché sono metri. E quando andavamo alla birreria Mazzini in un mucchio di gente, sovente pagava lei, no, non aveva problemi di soldi. Quindi vedete, mi sono sposato per interesse. Detto questo, col camice nero cosa ho fatto? Avete visto passare forse? Ho fatto quello che facevano gli operai, andavo a pesare le erbe con gli operai, c'erano degli stalli come quelli dei cavalli con 3.000 kg d'assenso, 2.000 di genziana, eccetera, delle pale, dei fusti, un carrello, si pesavano le erbe, polvere a non finire. C'è gente che adesso lavora più o meno così, ma pure con scarpe, maschere, eccetera, hanno allergie, stanno male. Un operaio è durato 3 giorni, io 3 anni nelle erbe, no, fa niente. E allora pesavo le erbe, assaggiavo le erbe secche, che sono diverse da quelle fresche che vedete, sovente completamente diverse. Assaggiavo quelle estere, droghe non vuol dire cocaina, vuol dire droghe del doriere, pepe, bretta, semi. E poi un giorno un operaio venga di me, allo Piemontero come parlava lui. Se mi stavo qua, gli altri di stessa la caldaia, e domani avanti. Allora mio padre mi ha detto, senti, è un po' ricattatorio, ho solo 10.000 lire di più al mese, però un giorno o l'altro ci fermiamo. Vai a prendere il diploma del caldaista. Vabbè. Allora, tutto presupponeva di fare 2 turni di 6 mesi come aiuto fuochista. E io ho fatto l'aiuto fuochista, con una caldaia con una maglia enorme, immaginate una locomotiva piantata in piedi. Una cosa bestiale, fumo, polvere, stare attenti, vapore. Il vapore a 7 atmosfere, a 130-140 gradi, basta un soffietto ti brucia. Comunque, ho fatto l'aiuto fuochista, è un libretto che viene esposto qui, e lo prendevo dove, mi spiace, è andato via Quaglia, all'OGR, dove c'erano gli ingegneri ferroviari, e l'azienda che dava i brevetti era la NCC, Associazione Nazionale Controllo Combustione. Morale, poi io ho preso il diploma di terzo grado, sono un portento per me stesso, mai avevo pensato di farcela, sapevo tutto. Ho fatto legge, l'ho detto a mio padre, sono fatto legge perché ho anche il brevetto da calderista. Comunque sono l'ultimo in Italia a avere la patente di conduttore di locomobili, perché ci sono le caldaie, ma le locomobili sono le macchine a vapore, non ce n'è più una, ma qualcuna in Emilia c'è. Sapete le trebbiatrici a vapore, qualcuna, che vanno da qui a lì, dalla cascina al campo. Solo io potrei condurre, quindi mi glorio di questo. Poi esce una legge per cui viene una legge per cui in aziende come la nostra, nella tua forse lo era già, bisogna avere il diploma di erborista. Oh santo cielo, va a prendere il diploma di erborista. Allora vado a farmacia, do 3 esami, una noia infernale, ma poi vado all'orto botanico dove trovo il professor Cerutti, un genio delle erbe che mi insegna un mucchio di cose, e gli piglio il diploma da erborista. Poi c'è da assaggiare dei vini, mio padre era nell'ordine nazionale assaggiatore di vini, eccoti, e lo battevo, lui si inquietava, non sappia. Dico, sto qui ha dei cannubi, sto Barolo, come fai a dirlo? E nei cannubi le radici del Barolo pescano in 4 strati di terreno fossile, quaternario, giurassico, cretaceo, mentre gli altri Baroli pescano solo 3. E tu senti quello, sì, e anche come naso, come bestia, come animale pichetto, ero diventato formidabile nell'assaggiare, individuare questo, finché mi chiamano
dai penne e vado a fare l'assaggiatore di champagne. Le indovino tutti, mi danno il brevetto, ho ancora una medagliona. Per cui non ci ho fatto i soldi, ma qualche magnum mi arriva ogni tanto. E sono diventato un naso, qualcuno mi conosce come naso, perché tutti noi siamo un 60 di naso, cioè individuiamo le cose normalmente, non più di tanto. Se però uno assaggia di continuo, deliberatamente, sapendo che assaggia questo e quello, poi diluisce, poi riassaggia, poi ci dorme sopra e riassaggia. I collegamenti neuronali, cioè nella testa i neuroni, fabbricano memoria e similitudini. Per cui vi dico, ma quest'erba non sa di sagrestia, ma è questo o quell'altro. E mi è andato anche bene, mi sono divertito da morire. Cioè in questo mondo, partendo dall'operaio, facendo tutto e avendo io accelerato la conoscenza, mi ha dato dei divertimenti eccezionali. Di tutto ho fatto, ho viaggiato, andato, ho assaggiato anche la mummia, che nell'Elisir Graus, che è comparso qua, c'era proprio dire, mummia, con ancora la ricetta, mummia non c'è due. Perché? Perché le mummie solo dalla XVIII alla XXII dinastia, non quelle incatramate o salate, quelle bendate con le resine. Resine, una mummia, allora, avanzi di Carlo Felice che montava il museo, ci vendevano a 2 lire oro l'una, però sbendandole e togliendo le resine si facevano 8 lire oro di resine. Che resine erano? Resine sanissime, buonissime, ottime, vecchie. Ventolino, balsamo di Gerusalemme, cose strane. Come salute non so, insomma. Comunque i vostri nonni o bisnonni se ne sono bevute da 1000 a 2000 spiritualina. Io non l'ho più messa, però l'ho assaggiata. E la meraviglia di questi magazzini, io ho 800 materie prime botaniche, 600 naturali, 200 coltivate e più avevo delle robe strane, resine, balsami, latteria veneta, tu forse ne hai ancora. Un intruglio che in Veneto era al Toccasana, c'erano 70 cose, tra le quali perle pestate, teste di vipere, perle, ogni sorta di cose. Ne ho ancora un barattolo, non lo oso più toccare. Comunque la mia conoscenza su di tutto, utile e inutile, si è espansa moltissimo. Poi ho viaggiato divertendomi e sono andato fino in Afghanistan per cercare un'erba che io potessi usare che nessuno aveva. E adesso smetto perché per dirvi, mi è proprio piaciuto fare l'industriale di questo campo. Passo la parola per una prima domanda a Guido Monero. Chiedo scusa a quanti purtroppo sono fuori e non hanno potuto vedere le splendide immagini, ma li rincuoro per il futuro perché abbiamo deciso da qualche giorno di mettere 2 video, stiamo valutando come fare, quale sia il migliore dei modi, nell'ingresso e nel corridoio affinché coloro che non sono presenti nella sala possano comunque vedere anche queste bellissime immagini che stanno scorrendo. Una piccola nota, avrete capito come mai Beppe Picchetto viene da tanti anni sempre rieletto presidente del Centro Studi Piemontesi, ha avuto l'abilità di far mettere una piccola serie di postille. Per poter essere presidente bisogna avere un naso di categoria, avere la patente da conduttore e via dicendo, e questa è la spiegazione. Passo il microfono a Guido Monero. Io le voglio chiedere, dottor Picchetto, Ci davamo del tu. Bunse del Teda, Fa come te. il nome Vermouth da cosa deriva per te? Allora, Vermouth, chiamandosi l'Assenzio, che è il principale componente, un'artemisia come tante altre, ma che va nel Vermouth, o in valse delle varie montane
o qualcuno che fa il tedesco, insomma, che quando lo comprava lo chiamava vermouth all'assenzio, e poi ha dato il nome al vino all'assenzio. Quindi penso che sia proprio la parola vermouth botanica tedesca. Allora ti dirò una cosa piemontese. Benissimo. In Piemonte una volta i bambini, quando si sentivano soffocare, dicevo che avevano i vermi Sì? e prendevano delle artemisie vulgari, magari non quella alta per fare i GNP, e le appendevano questi cespi fuori dalla finestra dove dormiva il bambino, perché portava via i vermi. Però non lo chiamavano vermi, sì, in Piemonte. Però c'è già VERM, verme. Sì, perché però c'erano i vermi. E quindi probabilmente l'artemisia, io non conosco il tedesco, se quel out con la TH è come in inglese out, fuori, i vermi, campi e fuori. Questa qui potrebbe essere un tipo di interpretazione, così mi può sembrare. E poi un'altra cosa volevo chiedere, l'assenzio è l'Artemisia absinthium, e questo assenzio per una mia pallino di ricerca che ho fatto era molto coltivato in Val Traverse, che è una vallata svizzera che finisce poi in Francia. E da cosa mi risulta, non so se risulta anche a te, c'era un farmacista del Settecento che si chiamava Ediard e studiò questo liquore assenzio e lo faceva molto bene, ed era quello che si tracannava anche Voltaire a tempo dei tempi. Da cosa mi risulta? Per mantenergli il colore naturale verde senza aggiungere coloranti, lo faceva a 72 gradi, quindi era una cosa pazzesca da bere, però lo faceva così. E quindi io sono andato in Val Traverse a vedere la prima fiera dell'Assenzio, 15 o 16 anni fa. E siccome noi facevamo delle pastiglie all'assenzio, mi sono arrivato lì con le mie scatolette pastiglie. E questa fiera, che cos'era? Era una cosa molto montanara, un prato con due banchette, un po' di vacche che giravano in mezzo. E allora mi sono fatto presentare il sindaco c'era, gli ho dato queste scatolette, ho detto: io vengo da Torino col mio francese maccheronico, comunque mi sono fatto capire, e lui è rimasto colpito. E però ho detto: Piacevano. certo, io sono venuto qui, però voi so che come i montanari fate dell'assenzio maison, non con i contrassegni industrialmente. Ah, ma c'est pas possible, c'est défendu, on peut pas donner ça. Ho detto no. Alors, vous, là c'est la vallée d'Aoste, oui, bien. Alors, là c'est le Grand Combin, vous la voyons d'ici, les montagnards de la vallée d'Aoste fait le GNP avec une artémisia, et c'est terrible parce que c'est pas des touillonnés, hein, mais le fait, il le boit. Et ici, les montagnards suisses sont si purs qu'ils ne peuvent pas ça, ma c'est pas possible. Allora mi ha guardato, attendez, ho aspettato una mezz'oretta, all'arriva un montagnard au pareil, con un bouillon di Assenzio Maison, capì? E me l'ha dato, e ne ho ancora un terzo di quel bottiglione lì, perché lo volevo, perché poi ho fatto mettere a punto un liquore che noi tuttora vendiamo all'Assenzio, che ci facciamo fare a 72 gradi, così al suo verdino naturale.
una cosa che è proprio lì sul filo del rasoio, quella roba lì, però al balin. Ecco, io altre cose non so cosa dirvi parlando di liquori e tutto. Posso dire che il Carmigno Cocciniglia adesso non si usa più per quella storia lì, ma era il rosso porpora che usavano i fenici, per tingere i loro tessuti, quella roba lì. Fior di colore. Per forza. Va bene, grazie. Peppe, ti do il microfono se qualcuno poi vuole fare qualche domanda, abbiamo tempo. Io ho anche una testimonianza. Volevi aggiungere Grima. qualcosa? No, volevo ringraziarlo. Gustavo Io ho visto aspetta. nascere il jingle di appuntamento Yes, appuntamento di Punta Mes, perché dal mio primo impiego nel 1960 è stato di fare l'aiuto copywriter da testa con Romano Bertola, che purtroppo ci ha lasciato recentemente. Perché Allemandi era stato chiamato da Bolaffi a creare la linea di pubblicazioni d'arte, e quindi la signora Lidia ha fatto un concorso per selezionare 2 copywriter, uno diciamo senior e io sono uscito come junior. E quindi ho visto nascere, appunto, andavamo in ufficio e si era in via della Rocca ancora, e c'era Romano che arrivava con la fruia, con la chitarra, e abbiamo fatto un sacco di jingle in quell'occasione, e appunto ricordo benissimo le varie parole, appuntamento di Punta Mes, che poi è diventata anche una canzone. L'abbiamo incisa al Faro con la voce di Arigliano. Allora, tu sai che davanti a Porta Susa vecchia, che adesso è diventata un dormitorio, c'è un monumento con la biglia e il mezzo. Forse non l'hai ancora vista. Bellissimo monumento. E la storia è controversa, se aggiungessero l'assenzio o altro. Ma è una bella storia. Ti ringrazio. Ecco, Bonino. Volevo fare una domanda, sono stato stimolato da questo discorso e volevo fare una domanda, in realtà ne faccio un'altra, non la prima, passo alla seconda. Volevo chiedere, perché da quello che ho capito in sala ci sono dei tecnici della distillazione, almeno ho sentito Picchetto che ha detto questo, quindi volevo sollevare un problema che è tecnico sulla distillazione. Poi speriamo che ci sia una, se non c'è lo rimandiamo a un'altra puntata. Io ho l'impressione che il marketing sotto certi aspetti abbia un po' deformato direi determinate situazioni, è preciso. Nei distillati, per fare un esempio la grappa, noi si parla moltissimo di testa, cuore e coda, che corrispondono a delle realtà chimiche, piaccia o non piaccia. Però la domanda che si fa è questa: visto che da un distillato in biologia non esiste la formazione di alcol metilico come via metabolica, ma solo tracce che derivano dall'idrolisi degli esteri metilici, cosa succede? Perché si ingigantisce in modo enorme quando sappiamo che l'alcol metilico ha una tensione di temperatura di ebollizione di 64 che dovrebbe evolvere immediatamente. Quindi rimane una, come si può dire, una forzatura del marketing rispetto ad una realtà, oppure questo è vero? Discorso diverso dalle cose. Io dico questo perché a 16 anni distillavo, non dico clandestinamente perché avevo trovato una sentenza di un pretore che diceva che se uno utilizza la merce propria e non la vende lo può fare. Ecco, mentre per la coda effettivamente il problema esiste perché diventa talmente puzzolente il distillato per una presenza di alcoli, acidi propionico, butirrico e tutto il resto che ce n'è una marea. Quindi il problema è questo, cioè l'industria monitorizza questo dato oppure lo rimanda più che altro a una forma di marketing. È un po' come l'alcol al 95 che l'abbiamo trovato nei supermercati al 96, quando si sa che forma un azeotropo non può essere al 96. Se c'è qualche tecnico... Vediamo a Beppe la
la risposta e la conclusione, perché se no andiamo un po' sul tardi, La volevamo domanda fare è un assaggio difficile, anche. dotta, vera, e quindi sorvoleremo un po'. Qui un distillatore c'è, Alfredo La Cavala in fondo, ma lasciamolo tranquillo. Diciamo che la distillazione al giorno d'oggi è diventata molto sofisticata. Per la menta, altro coso dove teste, cuore, code, siamo ai soldi anche, finimondo di costo della menta, dell'olio essenziale di menta o di rosa, non parliamo della rosa. 16.000 euro al chilo, olio di rosa, bulga. Allora lì le distillazioni sono molto difficili, se tu tiri un po' più le teste, un po' più le code, magari un chilo di più, ma lasciamo le cose, fare le cose bene, è molto difficile. Però la distillazione non è più gli alambicchi, un alambicco semplice, arabo, e basta, si fanno prodigi adesso. E quindi vista l'ora sorvolo. Una domanda ultima però, perché se no... Una curiosità. Prego. Visto il tuo naso, non ti è mai venuta l'idea di fare dei profumi? La antica Maraschi faceva un'acqua di colonia ottima, faceva dei profumi, mio padre era molto portato, io 2 o 3 lavanda, io ho 2 o 3 ricettai dotti. Per esempio dico un segreto commerciale, fare l'aroma per la crema Nivea, vuol dire tonnellate di profumazione, finissima, difficile. Mi hanno chiesto quella ricetta tutti, ma ce ne sono 2 leggi, una legge sugli alimenti e una legge sulla cosmetica. Sono non bilanciabili. Tu devi smontare il tuo lato cosmetico, odorifero, di profumi e tenere quello alimentare, oppure il contrario. E quindi io ho 2 ricettai spessi così, ma non ho voglia alla mia età di trovare un socio, un'azienda, una cosa e montare una fabbrica di profumi o di colonia. E però la domanda è molto pertinente. Passiamo il progetto a qualcuno. Probabilmente abbiamo chiuso fuori tante di quelle persone che dovremmo fare una seconda conferenza nella quale io inventerò cose nuove, perché vi ho detto un quarto delle cose strane che mi sono successe, a parte gli avvelenamenti, mal di pancia, mal di testa. Vi dico, solo una volta io sono stato male negli assaggi, perché solo lo stomaco non ce l'ho. Io al mattino assaggiavo tutti i distillati degli arabicchi, alcolici, non a 72, andato di moneta. No, è qui davanti. No, però alcol. Non mangiavo, non bevevo, mi depuravo il naso dagli odori della combustione automobilistica, sia benzina o gasolio, quella è la morte del naso. Allora passeggiavo in cortile o in giardino che fosse 2 ore, dopodiché alle 11 potevo assaggiare, bere, traundere, come si dice in latino e piemontese, cioè inghiottire, perché il fondo della gola serve anche. Una volta sono stato male solo, quando al signor Riccardo Illi, che adesso si candida, che è un gentiluomo di Trieste, veramente intelligente, apprezzabile, che a me piace molto, mi è venuto in mente di fare il liquore dell'espresso, non il liquore al caffè, liquore espresso. Ma abbiamo poi concluso che l'espresso dura 10 minuti e non è bloccabile, ma lui è andato avanti. Allora gli ho fatto 22 liquori, 2 miscele diverse, tostate Milano, Roma, Napoli, cioè sempre più tostata andando giù. E poi varianti. Morale, una mattina alle 11 ho bevuto 22 caffè. Non sono stato male, perché io per quelle cose lì non sono mai stato male. Le allergie non esistevano.
Primo perché c'era la fame e poi perché tutti eravamo abituati a fare di tutto. Adesso sono tutti malati e stiano. Ma quei 22 caffè non mi ha fatto dormire 3 giorni. Prima notte pazienza, guardavo subito, contavo le pecore, non so. Il secondo, il terzo, da impazzire. Dormi chiaro, mai più assaggiare 22 caffè alle 11. Bene, chiuderei le domande, ringraziamo Giuseppe Pichetto che tra l'altro è stato sempre in piedi, potevi anche sederti, sentivamo lo stesso. Ci sarà un assaggio di vermouth qua, che adesso abbiamo i bicchieri, ci organizziamo un attimo, siccome siamo in tanti anche nella stanza di là. Un assaggio, abbiamo i bicchierini, qui ce ne sono 2 bottiglie, di là ce ne saranno altre. Qui c'è e quello quindi di Sua Altezza Serge. ricordo che E qui c'è il Marassi vecchio. chi vorrà Così potrà vecchio, vedere la non conferenza assaggiare. su YouTube, canale del Centro Studi Piemontesi, fra 2 giorni, è tutta visibile con tutte le immagini. Speriamo di poter fare una mostra con tutte queste belle etichette, bottiglie, oggetti, un catalogo e sicuramente abbiamo già in programma, siamo stati appena invitati a Chieri per fare, ho già venduto questa conferenza senza che il Presidente lo sapesse, per la Biblioteca Civica di Chieri che ci ha invitato. Comunque ne faremo altre. Grazie a tutti per l'assaggio, ci dobbiamo aggiustare un po'.